Saranno giorni da bollino rosso e nero i prossimi su tutta la rete autostradale di Veneto e Friuli. La società Concessioni Autostradali Venete fa sapere che sono previsti 1.350.000 transiti nella sola settimana di Ferragosto. Sulla A4 Padova-Venezia, sul passante di Mestre, sulla A57 tangenziale di Mestre e sul raccordo Marco Polo transiteranno 700.000 veicoli solo nel weekend di Ferragosto, marcato con bollino rosso. Il dato considera sia il traffico registrato lo scorso weekend che quello osservato in quello omologo del 2023. La giornata di maggior traffico sarà quella di venerdì, quando si attendono oltre 230.000 veicoli. Il maggior afflusso è previsto in direzione Trieste e litorale nelle giornate di venerdì e sabato, che per questo motivo saranno caratterizzate ancora da bollino rosso. In direzione Trieste il traffico risulta sostenuto già nella giornata odierna a causa delle partenze anticipate e degli ultimi transiti di mezzi pesanti prima dello stop del weekend. Il divieto di circolazione dei mezzi pesanti sarà infatti in vigore su tutto il territorio nazionale venerdì 9 dalle 16 alle 22, sabato 10 dalle 8 alle 22 e domenica 11 dalle 7 alle 22. Poi giovedì di Ferragosto dalle 7 alle 2 di notte, sabato 17 dalle 8 alle 16 e domenica 18 dalle 7 alle 22. Infine, verso i caselli del mare, San Donà, Tisana, Villesse e Trieste e Lisert sono attesi complessivamente solo in questo weekend 360.000 mezzi di passaggio in direzione Slovenia e Croazia. Code potrebbero verificarsi nel tratto 2 corsie San Donà-Portogruaro in prossimità degli svincoli in direzione delle località balneari, in prossimità del nodo di Palmanova, in uscita alla barriera di Trieste e Lisert e in uscita alla barriera di Cordignano sulla A28 Conegliano-Portogruaro.